Scattate le denunce per la manifestazione dei movimenti No TAV non autorizzata dal Questore e la conseguente occupazione di Palazzo Trissino del 18 ottobre. Al termine delle indagini effettuate con il supporto delle immagini, la Digos ha denunciato alla Procura di Vicenza 17 persone. In 3 dovranno rispondere del reato di manifestazione non preavvisata, mentre gli altri 14 di occupazione abusiva di edifici pubblici. Le manifestazioni devono essere preavvisate al Questore, il Questore può decidere se autorizzarle, non autorizzarle o autorizzarle con prescrizioni. In questo caso nessun preavviso è stato fatto, quindi già di per sé questo è un reato. Se poi aggiungiamo il fatto che oltre alla manifestazione non autorizzata vi è stata un'invasione di un edificio pubblico senza autorizzazione, è chiaro che anche in questo caso l'autorità giudiziaria è stata interessata e dovrà poi valutare i comportamenti di queste persone. In quell'occasione una cinquantina di attivisti si erano introdotti all'interno della sede del comune per una manifestazione di protesta con lo scopo di far convocare un consiglio comunale straordinario per discutere sul progetto della linea TAV riguardante l'attraversamento di Vicenza. Parte dei manifestanti erano usciti volontariamente, mentre una parte aveva deciso di rimanere oltre il normale orario di chiusura degli uffici, dichiarando l'intenzione a rimanere all'interno ad oltranza o comunque fino all'ottenimento delle richieste. Vista l'opposizione a lasciare lo stabile, si era reso necessario lo sgombero coatto. Non è giusto che venga interrotto l'attività di pubblico servizio di un'amministrazione comunale, anche per una legittima manifestazione del proprio pensiero. Ci sono tanti strumenti per manifestare il proprio pensiero in maniera democratica e rispettosa delle regole.